Con noi Matteo Farina, tecnico dell'Amatori Modena. Matteo, tu sapevi che questa sera sarebbe stata una partita difficile? Sì, eravamo consapevoli della partita, visto la prestazione comunque in crescendo del Serregno nelle ultime e ci eravamo preparati. Purtroppo non è stato così, abbiamo avuto un approccio molto leggero che ci ha un po' compromesso il primo tempo, anche giocando male perché non abbiamo giocato bene. Nel secondo qualcosa in più è stato fatto e a momenti riuscivamo a strappare i 3 punti, proprio detto come vuol detto strappare. Avete vinto a Bassano, avete perso in casa col Valdagno a sorpresa. Qual è il vero Modena? Quello della Coppa Italia? Vi siete un po' magari un momento così, dopo le feste, qualcosa di differente? Sicuramente il vero Modena era fatto al completo, adesso stiamo recuperando tanti infortuni e quindi non è una scusante, però alla lunga le partite incominciano a farsi sentire, i ritmi sono sempre più alti, quindi anche avere un cambio, 2 in più è sempre meglio, però ripeto, bisogna incominciare quando non ci sono i cambi, usare un po' più la testa e ragionare di più e sopperire in altro modo. Senti, è un campionato la 2, faccio adesso una domanda in generale, di un equilibrio pazzesco, perché abbiamo visto il Trissino che ha fatto un punto in Coppa Italia e poi ha asfaltato questo Seregno. Guarda, io l'ho detto alla prima intervista che avevo fatto che sarebbe stato un campionato aperto a tutto. Io vedevo delle squadre sopra che alla fine stanno facendo molta fatica anche loro e da un lato è bello, da un lato bisogna sempre stare attenti a tutto. E quindi è stimolante perché comunque il playoff è vero che ti dà modo di rientrare in qualsiasi momento, ma vuol dire che ci sono più squadre che ci possono entrare con 4 posti solo. Ringraziamo Matteo.